Iniziamo la benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che viene a visitarci come sole che sorge per guidare i nostri passi sulla via della pace sia con tutti voi. Raccomandiamo al Signore questi nostri fratelli e sorelle perché riescano a concludere felicemente quest'Ardia che stanno per iniziare in onore di San Costantino. Lungo la strada che si apprestano a percorrere siano affabili e cordiali con tutti e sappiano prestarsi a vicenda aiuto e consolazione. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente e misericordioso, che facesti passare illesi i figli di Israele attraverso il Mar Rosso e indicasti a San Costantino con la visione della croce il cammino della vittoria che porta verso il tuo Figlio, vieni in aiuto a questi nostri fratelli, concedi loro serenità e pace, perché con la tua protezione compiano con gioia e fede quest'Ardia e tornino felicemente alle loro case per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo nostro Signore. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Vieni, cortesia un
Sedilo.